Beh, io sono trevigiano e indubbiamente mi piacerebbe rappresentare i miei cittadini. Il suo nome torna a circolare con insistenza, esattamente come 4 anni fa, quando poi si scelse di lanciare la sfida a Giovanni Manildo mettendo in campo lo sceriffo Gentilini. Questa però potrebbe essere la volta buona per Federico Caner. No, non è un lancio ufficiale della candidatura, è solo un mettersi a disposizione del partito e dell'elettorato, però ci sono dei segretari che devono fare le loro scelte. Ci sono altri candidati possibili, nomi già filtrati in queste settimane: Mauro Michelon, Sergio Marton, Riccardo Barbisani e Sandro Zampese, frutto di quel sondaggio leghista commissionato per iniziare l'orientamento. Certi poi che Fulvio Zugno, altro nome emerso tempo addietro, ormai sia fuori dai giochi dopo il caso Scotrade e la sua estromissione del manager Busolin, ora tornato in sella. Può anche essere che il movimento, assieme a Forza Italia e agli altri alleati centrodestra, decida anche per una persona che non sia targata politicamente, ma che possa essere una cosiddetta persona della società civile. Quindi so che il segretario provinciale Coin sta proprio in questi giorni dialogando con gli alleati. Un candidato che non sia imposto, dice poi l'assessore, e come non pensare anche a quel Francesco Benazzi che piace molto al centrodestra.